Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Shogun 2 Total War. Come potete vedere rientriamo all'interno della nostra bella campagna con un bel assedio militare. Potete vedere che questi nuovi nemici, ovvero i Tanegashima, sono arrivati da quella cara isoletta che noi credevamo che fosse minore. Infatti un nemico inferiore ci sta mettendo alle corte, come potete vedere, e ritroviamo i suoi bei 1000 uomini che stanno fronteggiando un assedio contro i bei 1950 uomini sotto questo nostro caro generale. L'esercito nemico è composto davvero da moltissimi generali e quindi pochissime truppe di terra, quindi pochissima fanteria. Possiamo quindi risolvere automaticamente questa battaglia perché abbiamo circa il doppio degli uomini del nemico e a quanto pare i nostri uomini se la caveranno molto bene. Vediamo un po'. Allora, è uscito il nostro caro amico fuori dalle mura e vediamo se riesce a far fuori il caro generale nemico. Perfetto, una bella vittoria decisiva perdendo solo 355 truppe e ci è andata davvero molto bene. Intanto i nostri cari Sendai si sono dati da fare e hanno conquistato una bella città all'interno del fronte dei Takayama e adesso farò vedere dove si ritrova. Ragazzi, è arrivata la stagione invernale e adesso il nostro caro Frosty non c'è più, quindi l'inverno non è più a nostro vantaggio. Vi ricordo che l'inverno non facilita gli spostamenti, quindi abbiamo un meno 5% della capacità di movimento di tutti gli eserciti ed ecco qua i nostri cari Sendai che hanno conquistato la loro provincia di Echu e ci hanno fregato appunto la nostra provincia che dovevamo conquistare. Intanto qua ritroviamo una bella flotta ragazzi, possiamo anche dare qualche bella bombardata a questo esercito anche per sbirciare che cosa troviamo all'interno di questa cittadina. Troviamo la cittadina di Noto che si affaccia su questo mare, questo bel promontorio lo potremmo conquistare. Intanto diamo un'occhiata che qua ritroviamo anche un bel esercito in modalità logoramento appartenente al nemico e qui ritroviamo il nostro caro generale, ovvero il nostro caro Daimyo, il capo del nostro clan. Reclutiamo altre belle 2 unità all'interno di questa cittadina per evitare alcuni disguidi con questo esercito e adesso andiamo all'interno del nostro fronte est, vediamo cosa succede. Allora, questo esercito dei Tanegashima con i suoi 4 generali ancora sopravvive, vediamo un po' se possiamo eliminarlo definitivamente inviando un bel po' di unità. Inviamo queste 6 unità per distruggerlo. Perfetto, abbiamo 800 uomini contro ben 200, possiamo far avvenire il nostro combattimento molto veloce. Vediamo se questi 6 generali periranno all'interno di queste steppe innevate. Perfetto, molto bene. Siamo un po' a corto di generali ragazzi e per questo vediamo un po' se si presenta qualche noda. Ecco qui in grado di comandare, guarda, sembrava che sapevo già cosa succedeva. Allora praticamente il nostro un soldato, un umile soldato si è presentato abile in battaglia. Io direi di promuoverlo ragazzi, eccolo qui. Guardate che forte con l'abitino imperiale, la sua giacca da comandante dell'esercito, però con questa giacchetta sembra più un ammiraglio che un comandante di un esercito terrestre. Comunque questo generale ci servirà per il nostro assedio all'interno delle province a ovest. Allora, quindi intanto il nostro esercito lo facciamo rientrare in provincia. Perfetto, per vedere un po' se possiamo tenere sotto controllo questi dannati ribelli. Allora, vediamo un po' cosa sta succedendo, diamo un'occhiata alla situazione. Il nostro caro Pinocchio si sta avvicinando sempre più velocemente al nostro esercito in modo da attaccare queste province che ritroviamo qui a nord. E vediamo cosa troviamo all'interno di questa cittadina di Mikawa. Possiamo far partire anche l'attacco da questa cittadina. Vediamo un po' come si ritrova il morale della popolazione. Si ritrova abbastanza bene. Vediamo un po' se possiamo alzare le tasse all'interno del nostro territorio. Troviamo la provincia di Musashi che si trova un po' in strane condizioni. Vediamo se possiamo esentarla dalle tasse e aumentarle un po' a un livello normale in modo da incassare più monetine. E ho trovato una cittadina che non si ritrova alla norma, cioè i ribelli stanno iniziando a fare un po' i furbetti perché il nostro caro Pinocchio se n'è andato e iniziano a divertirsi. Allora, e per questo reclutiamo una bella unità e per adesso la esentiamo dalle tasse, quindi incasseremo sempre più monetine aumentando le nostre tasse e davvero faremo partire la nostra invasione verso questi territori a ovest. Però sarebbe anche intelligente conquistare questa provincia di Noto, perché a quanto pare detiene all'interno una bella miniera di piombo, un nuovo materiale. Intanto con la nostra flotta vediamo se possiamo portarla vicino alle nostre coste per aiutare i nostri eserciti e intanto vediamo cosa accadrà nei mesi successivi. Bene ragazzi, sono trascorsi diversi mesi, si
ragazzi, ci ritroviamo alla fine del nostro caro inverno. All'interno di questo periodo sono riuscito a reclutare diverse truppe, intanto il nostro caro Pinocchio è arrivato al suo posto, come potete vedere sta ricoprendo la carica di generale all'interno del nostro esercito a nord e adesso faremo partire l'invasione verso la città di Mino. Intanto sto facendo anche addestrare delle truppe all'interno della nostra capitale per far partire una bella flotta in modo tale da effettuare uno sbarco a Noto per prendere quindi possesso di questo promontorio qui a nord. Ho intravisto anche delle imbarcazioni pericolose che si aggiravano all'interno della costa sud del Giappone, infatti un esercito proveniente dal clan dei Saga è a bordo di una nave, quindi probabilmente ci sarà una bella battaglia navale e proprio per questo sto facendo rimanere la nostra nave, le nostre navi al di sopra di questa rotta commerciale per razziare alcune risorse e ovviamente attendere che alcune imbarcazioni vengano completate all'interno del nostro porto per intercettare quindi questa flotta. Ovviamente il nostro assedio, la nostra invasione partirà anche da sud, vedremo se possiamo anche aiutare i nostri uomini a Mino con le unità provenienti da Mikawa, probabilmente nel momento in cui la ferrovia verrà completata a Musashi, vediamo un po' quanto tempo ancora rimane, entro 4 turni ciò verrà completato, intanto l'esercito sarà pronto sotto il comando del nostro caro Takeda Nominiki, dobbiamo trovargli un nome, lo chiamiamo l'ammiraglio Norman ragazzi, il nostro caro ammiraglio Norman attenderà il treno per partire, intanto all'interno del suo esercito faranno parte anche 2 belle unità di cannoni Parrot e ovviamente le altre unità come la fanteria di linea, questa volta fanteria di linea addestrata, non saranno più contadini che la mattina prima lavoravano ai campi e gli hanno dato un bel fucile nelle mani a combattere, e reclutiamo anche delle cavallerie con sciabola pronti quindi a far partire questo nuovo esercito per aiutare i nostri cari uomini. Intanto qui troviamo sempre delle flotte minime che continuano a dar fastidio all'interno di questi territori, ma adesso possiamo far intervenire il nostro caro Teddy Roosevelt per sfidare a duello un bel generale. Allora troviamo il figlio erede oppure il daimyo. Ragazzi, io direi di uccidere prima il nostro caro daimyo e vediamo un po' che cosa riesce a fare il nostro caro Teddy Roosevelt. Vediamo un po'. Nemico ferito in duello, bene, è riuscito a ferire il suo caro nemico, l'ha mandato in ospedale per diverso tempo e adesso ecco il figlio. Ecco Teddy Roosevelt ragazzi che incita la revolver in alto ed è salito di livello il nostro Michael Case, soprannominato Teddy Roosevelt. Possiamo aumentare l'abilità prodezza, più una risolutezza quando ingaggia il nemico in un duello, più l'attacco corpo a corpo delle unità dove è presente quest'uomo. Perfetto, allora l'inverno è ormai al termine, a breve partirà la nostra invasione ragazzi con il nostro caro Pinocchio, è un generale molto alle prime armi, non ha combattuto tantissime battaglie come il nostro caro Frosty e per questo dovrà anche fare davvero molta esperienza visto che già detiene di unità molto avanzata. Inoltre disponiamo di un altro caro generale ragazzi, eccolo qui, il nostro caro Obi-Wan, guardate un po', è un generale proprio alle prime armi, non dispone di nessuna abilità, ha appena 21 anni, è stato appena reclutato e pronto a combattere, quindi adesso vedremo tantissime, anzi numerose invasioni e vediamo un po' anche come difenderci per quanto riguarda le nostre coste. Anche a nord sto reclutando molte navi visto che le flotte dei Tottori continuano a rompere le scatole, guardate un po', ritroviamo anche delle flotte che stanno rapinando le navi che si trovano al di sopra di questa rotta commerciale, ovvero 333 monetine non arriveranno al nostro caro Shogun, però ancora come potete vedere la provincia di Sato è ben solida, si è resa indipendente dai Sendai e continua a esprimere la sua potenza non facendosi conquistare. Comunque vediamo un po' se riusciamo a far passare questi mesi d'inverno. Adesso ragazzi l'inverno è diventato il nostro nemico e dobbiamo attendere la primavera per far iniziare questa sorta di invasione, perché ovviamente non c'è più Frosty, quindi le unità non hanno più quel coraggio dentro, non hanno più l'animo in fiamme anche sotto la stagione invernale, quindi dobbiamo attendere la nostra cara primavera. Accogliamo la nostra cara primavera ragazzi con la nostra bella censura appena scoperta e quindi non tutti i pensieri sono degni di essere pensati. Ovviamente la primavera, riusciamo ad avere più uno di felicità all'interno di tutte le province, sono anch'io felice perché possiamo attaccare le nostre care province. Intanto vi ricordo che la nostra censura aggiunge 2 punti alla repressione di tutte le città e adesso ragazzi vediamo un po' su cosa specializzarci. Allora siamo riusciti a
come dire, siamo riusciti a scoprire diverse tecnologie nell'ambito politico, adesso vediamo un po' se riusciamo a scoprire diverse tecnologie nell'ambito militare. Vediamo un po' se possiamo aumentare il nostro quoziente intellettivo e andare a scoprire il nostro esercito moderno, ragazzi, che dà più uno di morale a tutte le unità, ovviamente crea il collegio della guerra e l'arsenale per le nostre care mitragliatrici Gatling e tutte le cavallerie appartenenti a un rango elevato e ovviamente tutta la fanteria che dispone davvero di diversi gradi di abilità e ovviamente superiore alla nostra fanteria di leva, e potremmo fare la differenza con questi cari nuovi militari. Allora, vediamo un po', abbiamo ben 4.921 monetine, vediamo come possiamo spenderle. Intanto vediamo all'interno del nostro nuovo esercito cosa andremo a costruire, a reclutare. Ben 2 unità di cavalleria con sciabola saranno pronte ben presto. Intanto all'interno di questa provincia le unità dispongono dell'armatura superiore, però per adesso questo non ci interessa, a noi interessa fare guerra. Quindi andiamo all'interno del nostro Teddy Roosevelt. Teddy, come va la situazione? Qui il nemico sta continuando a creare eserciti a tutta forza, vediamo un po' se possiamo uccidere il daimyo. Ragazzi, è appena tornato, abbiamo il 71% di possibilità di distruggerlo. È nemico ucciso in duello, bravo Teddy, complimenti, congratulazioni, hai fatto a pezzi il tuo nemico e questo ci renderà tutto più facile perché potremo invadere i nostri nemici con il nostro caro Pinocchio. Entriamo nel territorio nemico, ragazzi, troviamo qui degli eserciti provenienti dai Gucciucci. Vediamo un po', ragazzi, la situazione a nord, ragazzi, quindi a Echigo cosa sta succedendo. Abbiamo reclutato un bel esercitone che possiamo fare imbarcare all'interno della nostra flotta per distruggere quindi la città di Noto, però per adesso vediamo un po' se possiamo costruire, anzi reclutare qualche unità superiore come questa bella fanteria di linea. 3 unità saranno pronte all'interno del prossimo turno. All'interno di questo esercito però, come potete vedere, non disponiamo di cavalleria e quindi qualche bella unità di cavalleria con sciabola ci sarà utile. Quindi queste 1260 monete che ci rimangono possiamo utilizzarle per costruire qualcosa. Vediamo un po' che cosa possiamo edificare, se troviamo qualche edificio importante. Ragazzi, vediamo che è stata appena costruita la nostra corvetta in legno e possiamo inviarla all'interno della nostra cara flotta. Bene, vediamo il nostro caro Norman dove si ritrova. Norman, amico mio, com'è? Stai aspettando ancora il tuo treno, vero? Hai fatto già il biglietto, amico mio? Sì, il nostro amico ha fatto il biglietto, aspetta solo che venga edificato, anzi venga costruito il caro treno in modo tale da salirci a bordo. Quanto tempo occorrerà ancora? Ancora un turno per le nostre care cavallerie. Bene, allora attendiamo il nostro treno per far salire al di sopra il nostro caro amico Norman e intanto attendiamo che le nostre unità si diano una bella mossa per attaccare la città. Bene ragazzi, è trascorso un altro bel mese di primavera, possiamo fare il nostro punto della situazione. Abbiamo le nostre unità sotto il comando del nostro caro amico, del nostro caro Pinocchio, che stanno continuando ad avanzare e come potete vedere il nemico si è trincerato all'interno della sua città e adesso il nostro caro Teddy Roosevelt si darà da fare per darci un bel aiutino. Allora Teddy, riuscirai a disturbare un esercito e demoralizzare le unità e quindi causare delle perdite all'interno del loro esercito? Il nostro caro Teddy dice sì e vediamo cosa riuscirà a fare. Anzi, prendi la tua bella revolver. No! Veterano straniero giustiziato! Il nostro Teddy è morto, ragazzi. Ma maledizione! Volevamo disturbare l'esercito nemico per causare delle perdite e quindi demoralizzarli e il nostro Teddy è stato sconfitto. L'hanno giustiziato, dannazione. Quindi dobbiamo reclutare un altro Teddy, ragazzi. Vediamo se troviamo un altro Teddy. Bene. Ecco un nuovo veterano, ragazzi. Speriamo che abbia i baffi. Eccolo, sempre il nostro un altro veterano straniero. Prenderà il posto di Teddy, ma non sarà sempre lui. Comunque ci darà una bella mano a conquistare quindi questa nuova cittadina. Intanto abbiamo reclutato il nuovo agente. Perfetto, abbiamo ancora 1000 monetine da spendere e come potete vedere all'interno della nostra città di Musashi il treno sta per arrivare, manca un altro bel turno, il nostro caro Norman potrà salire a bordo per dar inizio al suo grande viaggio. Portiamo al suo interno anche alcune unità di cavalleria per dare supporto alle nostre unità a ovest e ragazzi, che dire, abbiamo concluso anche questa parte di Shogun. Ragazzi, stiamo perdendo davvero tantissimi idoli, ma se ne stanno presentando sempre nuovi. Abbiamo il nostro caro Norman che è appena arrivato all'interno della scena per continuare a fronteggiare questi eserciti nemici. Intanto troviamo anche il nostro caro imperatore che è pronto a salire a bordo della sua nave
per attaccare quindi questo promontorio di Noto e conquistarlo, e ovviamente deteniamo anche il record del nostro generale più anziano, ovvero il nostro caro Kawhi, chiamato anche Pinocchio per gli amici, pronto ad attaccare la città di Mino, seguito da Obi-Wan Kenobi con le sue belle 4 unità di fanteria. All'interno di questo esercito dobbiamo ritrovare anche un altro bel generale da piazzare per attaccare i nemici all'interno della città di Omi ed espanderci fino a completare i nostri cari obiettivi. Vi ricordo ragazzi che rimangono ancora 2 anni per completare quindi questa nostra campagna, ma ce la faremo perché per adesso stiamo effettuando delle azioni difensive, manca l'ultima provincia, ovvero Mino, però vogliamo anche continuare a espandere il nostro potere per rendere il nostro clan rinomato nella storia e quindi ricordabile. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti!